Eccoci qua al parcheggio di Bocchetta Campiglia. Oltre a me c'è solo una macchina. Oggi approfitterò dell'unico giorno un po' meno perturbato della settimana per andare a fare la pulizia del bivacco Marzotto Sacchi, che ho visto essere stato invaso da sporcizia. Adesso andrò a vedere se riuscirò a dare una pulita. Alle 9, ancora qualche centinaio di metri, sarò al bivacco Marzotto Sacchi. Bivacco che, ricordo, è quello alla fine delle 102 Gallerie del Pasubio. Anche solo per questo meriterebbe più rispetto. Eccomi arrivato alle porte del Pasubio. Ho incontrato solo una persona finora, adesso è il momento della verità. Eccomi infatti tutti i chilometri da Maia a Campiglia. Abbiamo Marzotto Sacchi, adesso è il momento della verità. E infatti ragazzi, purtroppo è ancora tutto qua. Guardate che roba, c'è di tutto. Bottiglia quasi vuota. Qualcosa con la muffa, mamma mia. C'è una puzza di sigaretta da... Infatti apro un po' che giri aria. Allora inizio a pensare che il sacco sia stato messo qua appositamente dai gestori, penso, del rifugio Papa a questo punto, perché è veramente troppa roba per essere di solo una compagnia di festaioli, diciamo. A questo punto io li lascerei qui, però questo non nega il fatto che il bivacco sia un po' uno schifo, diciamo. Solo proverò a dare una sistemata e una pulita almeno. E il sacco lo lascerò qui, anche perché non ho letto nessun post altro polemico a riguardo, quindi penso sia così di prassi. Qui dietro un po' il vero problema, le linee rifiuti, mamma mia che schifo. Adesso cerco di dare una ripulita, perché vedo roba anche qui. Ecco, vedete, adesso ho ripulito qui l'angolo intanto. Non so sinceramente cosa fare con le linee, forse le hanno messe dentro perché non prendono la pioggia, anche se di solito le lignaie è fuori, però o al limite comunque c'è un contenitore apposito, ma qui c'hanno bracci, c'hanno cartacce fuori del bidone, adesso pulirò ancora un po' qui e dopo diciamo che il fulcro del giro di oggi sarebbe stato il sacco, però non vorrei portare via un qualcosa messo qui appositamente, quindi penso proprio che lo lascerò qui. Andiamo avanti con le pulizie.
perdonate se ho temporaneamente messo lo zaino sopra il tavolo, è stato solo un momento per riuscire a pulire senza intralci per terra. Pulisco un po' anche le ragnatele dove riesco ad arrivare. Comunque, se qualcuno di quelli che sta guardando il video mi dice se anche gli altri bivacchi è presente un sacco per i rifiuti oppure no, capisco se ho sbagliato a lasciarlo qui, ho fatto bene, perché i bivacchi invernali qui a Marzotto Sacchi c'ero stato 2021-2022 e non mi ricordo proprio se il sacco c'era, perché mi ricordo che di sicuro i rifiuti dei vini nostri li abbiamo portati a valle. Non so, fatemi sapere così la prossima volta so se è il caso di portarlo via o lasciarlo. Tanto proseguo con la pulizia. Comunque mi sembra di fare cose buone in tutta, di ripulire il bivacco, nonostante circa tra 2 settimane riaprirà il rifugio proprio qui sotto, quindi il bivacco andrà verso la chiusura, però mi sembra giusto dare comunque una sistemata, una ripulita. Penso porterò fuori anche i rami che ho trovato, perché tanto comunque è talmente poca legna che ci si fa gran poco.
Bene, sono veramente soddisfatto del lavoro che ne sta uscendo. Alla fine non posso neanche rimproverare, dai, non c'era poi così chissà che gran sporco dopo così tanti mesi di apertura. Finisco di sistemare quest'angolo qua dietro, porto fuori i rami, ripulisco lo sporco finale, poi a posto, ho messo a posto, ho radunato un po' di cose usando anche gli agganci qua dietro, quindi dai, penso altri 10 minuti. Tirerò giù un po' di ragnatele che vedo ancora rimanere e poi bel lavoro. Bene, ho portato fuori la legna, qui c'è una sacca d'acqua tipo, vabbè, metto qua da parte. Sposto questo radiatore, pulisco tutto l'ultimo sporco qui e bene, fatto tutto. Vediamo il risultato della raccolta. Vedete, ne è venuta su di roba. Adesso andiamo a buttarla. Mettiamo a suo posto la paletta. E qui adesso mi sembra, mettiamo a posto gli sgabelli. E quarto. L'angolo lì è ancora un po' confusionario, però bene o male è roba che serve. A parte l'acqua qui che non ho capito cosa che utilizzo abbia. Bene, qui dal bivacco Marzotto Sacchi, che sono inquadrati qui in due targhette su per il muro. Io vado perché ho finito il lavoro che volevo fare oggi. Lascio qui il sacco onde evitare fraintendimenti e errori tecnici, però almeno ho risistemato tutto, pulito, spazzato e lasciato meglio il bivacco di come l'ho trovato. Beh, adesso quasi quasi farò un piccolo stop anch'io
un paesaggio stupendo qui sotto, adesso che si è un attimo diradata la nebbia. Ho un pit stop anch'io e poi alle 10:20 tornerò perché ho paura che oggi pomeriggio pioverà. Spero che questo lavoro sia stato apprezzato, magari come io vedendo video di altre persone ho iniziato a prendere spunto, chi magari ha dentro di sé queste gesta, diciamo, utili alla collettività, magari ha solo bisogno di una piccola scossa, così che appunto io ho ricevuto vedendo altri, magari altri vedranno il mio video e verranno positivamente motivati all'azione. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima escursione. Come sempre, viva la montagna e in questo caso oggi viva il Pasubio.